Noi abbiamo fatto quei viaggi nell'ambito di quello che era stato stabilito dagli accordi di Minsk, ricordo 2014 e 2015 sottoscritti da Russia e Ucraina con il partenariato di Germania, Francia e Bielorussia. La replica del consigliere Luciano Sandonà, anche lui nel 2016 faceva parte della delegazione di politici locali e imprenditori che aveva partecipato ai viaggi in Crimea, che ora sono sotto la lente di ingrandimento dopo le email divulgate da un'inchiesta giornalistica internazionale del parlamentare russo Sargi Mirzakhyan, che intendeva promuovere politiche pro-russe in Europa. Per Sandonà quei viaggi erano cosa nota all'epoca e sono stati fatti per motivi istituzionali. I viaggi che abbiamo fatto in Crimea nel 2016 erano assolutamente pubblici, sono stati fatti, ricordo, 7 anni fa, quindi 6 anni prima della guerra, quindi probabilmente adesso sono venute fuori queste intercettazioni, queste mail che sono state hackerate da questa persona e che ha scritto nei confronti di altri, citando anche i nomi di noi che siamo andati in viaggio quell'anno, quindi particolarmente grave in relazione alla guerra che è in atto, ma di cui all'epoca nulla si sapeva. Il nome che viene nominato più spesso nella corrispondenza del parlamentare russo è quello di Stefano Valdegamberi, che secondo l'inchiesta sarebbe stato il principale referente politico dell'agenzia russa in Veneto. Luciano Sandonà invece viene tirato in ballo in un'email per un affare che metteva in contatto una cantina della Valpolicella con una rete vitivinicola in Crimea. Niente di più falso, dice Sandonà, che replica così. Queste mail escono a una settimana dal voto in 2 regioni italiane, star fuori dalla narrazione ufficiale, dal mainstreaming che narra, diciamo, quello che sta succedendo in Ucraina in una certa maniera. Ricordo che l'Italia sta partecipando in maniera indiretta alla guerra fornendo delle armi, cosa cui io sono assolutamente contrario, e poi tutto quello che ci è stato detto relativo alla politica delle sanzioni, che non sta assolutamente funzionando e sta anzi colpendo maggiormente i cittadini contribuenti italiani e anche le nostre aziende, specie venete. Questa è una cosa che magari dà molto fastidio a qualcuno, ed ecco che escono anche le mail in questi giorni.